Cari telespettatori, ben ritornati nello spazio informativo dello SPI-CGIL del Veneto e vediamo le notizie di questa settimana. In apertura parliamo quindi dell'iniziativa promossa dallo SPI-CGIL nazionale dedicata alla nascita della macro-regione europea adriatica-ionica. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle regioni interessate dal progetto ufficializzato lo scorso novembre dall'Unione Europea. Progetto che necessita ora di entrare però nella fase operativa con collaborazioni e sinergie non solo tra enti, istituzioni e realtà economiche delle regioni e degli stati che si affacciano su Adriatico e Ionio, ma anche con le forze sociali come i sindacati che già stanno lavorando ai gemellaggi che poi daranno vita a unità di vedute e di intervento per i diritti ma anche per la tutela delle persone. E a questo proposito sentiamo cosa dice la segretaria Carla Cantone, appunto segretaria nazionale dello SPI-CGIL. Se vogliamo che la macro-regione possa diventare una realtà per il lavoro e per i diritti di cittadinanza, noi abbiamo bisogno di un grande impegno del sindacato e costruire il sindacato in queste aree geografiche. Lo SPI c'è, la CGIL c'è, noi saremo presenti e daremo il nostro massimo aiuto. Il sindacato deve diventare sempre di più autorità contrattuale, vale nei settori produttivi e ancora di più fra i pensionati, intervenire per avere condizioni di vita diverse, in modo particolare nel welfare, nella sanità, nel sociale e nell'assistenza. E cambiamo notizia, parliamo di pensioni, piccolo ma veramente piccolo aumento. Dalla prossima mensilità i pensionati troveranno accreditato infatti questa piccola differenza in più, calcolata sulla base della modesta rivalutazione dello 0,3% e questo perché le pensioni del 2015 sono state rivalutate appunto dello 0,3% soltanto. Aumento che a gennaio non si è visto perché c'è stato un conguaglio che ha addirittura ridotto l'importo della pensione. La percentuale dello 0,3% è dovuta al fatto che l'aumento dei prezzi è stato davvero molto contenuto. Anche quest'anno quindi l'aumento applicato alle pensioni è insufficiente per coprire la perdita del potere d'acquisto di oltre il 30% subito dalle rendite pensionistiche negli ultimi 2-3 anni. Per questo lo SPI-CGIL insisterà a chiedere ancora al governo maggiore attenzione ai pensioni e anche ai pensionati, a partire da una tassazione più equa ed in linea con quella degli altri paesi europei. E poi naturalmente insisterà ancora con l'erogazione del bonus fiscale di 80 euro, come per i lavoratori dipendenti. Anche per oggi quindi abbiamo terminato, noi vi raccomandiamo però di seguire sempre gli appuntamenti con la SPI-CGIL del Veneto, non solo sulle nostre reti, sui nostri canali televisivi, ma visitate il sito www.spi.veneto.it, poi su Facebook. Per informazioni, assistenza fiscale e previdenziale potete chiamare le varie sedi che sono presenti nelle 3 province della nostra regione oppure recarvi di persona nelle sedi territoriali. Fatelo, prenotate anche la vostra assistenza fiscale presso i CAF e non solo i centri di assistenza. Grazie ancora, buon proseguimento.